Buongiorno e benvenuti a tutti, chi in sala e chi a casa. E cominciamo subito a scaldare, a lodare il Signore col canto Alleluia. A me mi piace tanto questa canzone perché aiuta veramente a ravvivare la voce, a scaldare il cuore e mi piace perché loda veramente il Signore, lo mette al primo posto e ci fa capire che Lui è il Re dei Re. Andiamo al Salmo 34 da 1 a 8, che è il Salmo di Davide, quando si finse pazzo davanti a Abimelech e scacciato da lui se ne andò. Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nel mio cuore. Io mi glorificherò nel Signore, gli umili l'udiranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed egli ha risposto, m'ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e il Signore esaudì. Questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li liberò. Provate e vedrete quanto il Signore è buono, beato l'uomo che confida in Lui. Questo è un salmo particolare dove Davide è entrato in una casa dove non era proprio così ben accetto da Abimelech e aveva un po' di paura perché lui era un po' temuto da Abimelech proprio per questo motivo e lui si è finto proprio, ha fatto il pazzo, ha fatto delle cose che poi Abimelech ha detto sì, ma questo qua chi è? E qui non è lui che riesce a fare quello che voleva fare, ma è il Signore che acceca gli occhi di Abimelech per non fare del male a Davide. E qui subito dopo, quando viene cacciato, lui subito ringrazia il Signore, loda il Signore per quello che lui ha fatto. Lui ha riconosciuto quello che ha fatto il Signore, non quello che aveva fatto lui. E invita tutti a lodarlo insieme a lui. E questo è una cosa che dovremmo fare sempre. Invita la comunità, io invito infatti voi, lodiamolo oggi, lodiamolo col cuore, con la voce, veramente con tutto noi stessi, perché la settimana sarà stata dura, ci sono stati tanti problemi, sono state tante cose, però mettiamo il Signore alla prova. Il Signore darà quello che a noi serve. E dov'è che il Signore è più forte? Quando siamo nella prova, perché Lui ha una particolare attenzione quando siamo nella prova di darci ancora più forza. Ecco, per questo cantiamo Loderò l'Eterno in ogni tempo.
Amen. Chi ci può togliere i timori di torno? Chi ce li può togliere se non Dio? Noi una cosa dobbiamo fare, dobbiamo arrivare a Lui umilmente, lodandolo, e Lui fa tutto da sé. Non dovete fare niente di particolare, non bisogna fare salti mortali, non bisogna avere cose particolari, non bisogna essere benestanti, ma bisogna solo essere umili. E questo, infatti ho scelto questa canzone proprio per questo motivo qua. E l'umiltà porta sempre alla salvezza. E se abbiamo paura, se siamo in una fase in cui non sappiamo cosa fare, se siamo nella difficoltà, abbiamo sempre una persona che possiamo andare a trovare in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Oggi siamo qui, siamo insieme, la cosa bella è che lo facciamo insieme. E ringrazio anche chi ci segue da casa, che anche loro sono qui con noi e con noi sono qui a lodare il Signore. Facciamo il canto Santo è il Signore.
come dopo questo canto non possiamo metterci in preghiera dopo aver cantato, dopo aver lodato con le canzoni, Signore, come non possiamo metterci in preghiera e lodarlo con singole preghiere che possiamo fare al Signore. Lui è il Re, Lui è quello che non governa solo la terra, ma governa l'universo, governa il suo regno che è al di là di questa terra. Signore, noi ti vogliamo lodare, ti vogliamo ringraziare perché tu sei fedele, perché tu sei degno di lode, Signore, perché tu sei il Re dei Re, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare, Signore, perché tu sei sempre con noi, sei nei nostri cuori, nella difficoltà, nelle cose facili, nelle cose difficili, Signore, tu sei sempre lì, Signore. Noi ti vogliamo lodare, ti vogliamo ringraziare, vogliamo innalzare le nostre voci a te, Signore, che venga su come un profumo soave il nostro ringraziamento, la nostra lode, i nostri canti, Signore, per poterti lodare, Signore. Noi ti ringraziamo per ogni cosa che tu fai, Signore, e per quello che farai ancora, Signore. Amen. Padre, ti ringraziamo perché tu sei santo, tu sei il Signore, tu sei il Re di tutta la terra, tu sei sovrano su ogni cosa, Signore, sei sovrano sulla creazione, sei sovrano sulle tue creature, sei sovrano in cielo e in terra, Signore. Grazie perché sei venuto in mezzo a noi, Signore, grazie perché sei entrato nei nostri cuori, ci hai redenti, ci hai salvati, ci hai riscattati dal regno di tenebre dove eravamo, Signore. Hai fatto poggiare i nostri piedi sulla roccia per Cristo. Ti ringraziamo questa mattina, ti adoriamo, ti benediciamo, Signore. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie Signore per chi tu sei e per le cose che tu fai. Grazie perché ci hai dato di chiamarti il Re dei Re, ma soprattutto grazie perché ci hai reso tali da poterti chiamare Padre. Amen. Amen. Grazie Signore perché tu regni su tutta la terra, grazie Signore, perché tu sei il Signore sopra tutte le miserie, sopra tutte le contraddizioni, sopra tutti gli errori che gli esseri umani, che noi, che io faccio. Signore, grande sei Signore, tu regni su tutta la terra, lode a te. Benedirò l'Eterno in ogni tempo. Signore, che piacere, che gioia trovarmi e trovarci alla tua presenza questa mattina. Trovarci oggi come ogni giorno della nostra esistenza, quando la vita nella tua grazia è rinnovata nel riposo della notte, di poter invocare l'aiuto, l'accompagnamento per quella giornata. E oggi celebriamo la tua fedeltà, quel vissuto con te nella settimana che oggi inizia e finisce, Signore. Noi ti adoriamo per la tua bontà, per ciò che hai fatto per ciascuno di noi, per quello che vuoi fare e farai. Ti esaltiamo, Signore, soprattutto nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie caro Padre perché tu ci sei, grazie perché possiamo camminare insieme a te, possiamo ringraziarti ogni giorno, Signore, grazie perché il tuo aiuto è prezioso, Signore, per ognuno di noi. Grazie Signore, aiutaci a camminare insieme a te, nel nome di Gesù. Amen. Ho cercato il Signore e egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva timore. Grazie Signore perché tu conosci i pensieri più profondi del nostro cuore, del nostro animo. Signore, io voglio ringraziarti perché tu sei il liberatore. Grazie Signore perché tu doni pace e ristoro, Signore. Un ristoro che solo tu puoi dare. Per questo io ti lodo nel nome di Gesù. Amen. Signore, grazie per quello che tu oggi ci dai, Signore, quello che ci darai, Signore, quello che verrà la tua parola, Signore, quello che tu oggi ci vorrai far capire, quello che ci vorrai donare, quello che tu ogni domenica fai con noi, Signore, di darci delle risposte
e di darci la pace, la tranquillità, Signore. Noi ti vogliamo ringraziare per tutto questo, Signore. Grazie perché tu sei il nostro Padre, Signore. Grazie perché tu sei il Re dei Re, Signore. Amen. Io oggi sono molto emozionato perché il Signore mette nel cuore di chi ha un dono di dover fare quello che è il suo dono. E io sono veramente contento e quando l'ho saputo sono saltato di gioia, perché era una perla preziosa, lo è ancora, e penso che quello che lui fa è veramente un'opera del Signore. Perciò facciamo il canto, Santo è il Signore, e dopo passo la parola a Silvano per la parola del Signore che oggi ci vuole donare. Amen. Scusate, perdonate, sì, sono emozionato, sapete, da quando... No, era il gridiamo a Dio. Scusate, ero andato indietro. No, scusate, allora noi prima abbiamo fatto Santo al Signore? E allora ho invertito le due canzoni, perdonatemi anche per la regia. Io invoco il Signore. Chiedo perdono alla regia per l'inghippo, però il Signore ha messo a posto un po' di cose, perciò anche se sbagliamo c'è un motivo. Lasciamo la parola al Signore. Ringrazio Gianni che ha fatto un'introduzione fin troppo ossequiosa nei miei confronti e non vorrei che le aspettative fossero disattese, quindi
metto già le mani avanti. Volevo riprendere da dove ci siamo fermati, come disse qualcuno, e ritornare al Vangelo di Luca, al capitolo 19. I versetti che leggeremo questa mattina sono dal versetto 28 fino al versetto 40, ma prima di leggere vorrei pregare insieme con voi. Signore nostro Dio, vogliamo ringraziarti perché siamo consapevoli della tua presenza, siamo consapevoli dell'appartenenza a te, Signore. Grazie perché in ogni momento della nostra vita, nei momenti buoni e in quelli meno buoni, noi possiamo guardare a te sapendo che tu sei lì, Signore. Grazie per questa certezza che hai messo nelle nostre vite nel momento in cui ci hai salvati. E grazie per questa certezza che vuoi mettere nelle vite anche di coloro che ancora non ti conoscono, non sono i tuoi, ma che tu vuoi grandemente accogliere come parte del tuo popolo, Signore. Benedici la parola di questa mattina, che sia una parola che possa edificarci, che possa esortarci, che possa farci vivere la realtà del Vangelo nel senso pieno di questa parola, di questa buona notizia che tu hai annunciato e questo progetto di salvezza che hai realizzato attraverso Cristo, che preghiamo e ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Luca 19, 28, 40. Dopo aver detto queste cose, egli andava avanti salendo a Gerusalemme. E come fu vicino a Betfage e a Betania, presso il Monte degli Ulivi, mandò 2 dei suoi discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, quando entrerete troverete un puledro di asino legato, su cui nessun uomo è ancora salito. Scioglietelo e conducetelo qui. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte loro così: il Signore ne ha bisogno. E quelli che erano stati mandati andarono e trovarono come egli aveva detto. E mentre scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero: perché sciogliete il puledro? Ed essi dissero: il Signore ne ha bisogno. Lo condussero allora da Gesù e gettate le loro vesti sopra il puledro, vi fecero montare Gesù. E mentre egli avanzava, stendevano le loro vesti sulla strada. E quando egli fu vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio e a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visto, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore. Pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni farisei fra la folla gli dissero: Maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ed egli rispondendo disse loro: io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. Questo passaggio mi ha sempre colpito molto, un passaggio particolare che mi ha acceso alcuni pensieri che questa mattina volevo condividere con voi, ma prima di condividere con voi volevo farvi vedere un brevissimo video che chiedo alla regia di mettere in onda. Ok, vi starete chiedendo cosa c'entra questo con la predicazione. Quanti di voi hanno visto questo rigore? Ve lo ricordate? Io sono fra uno di quelli che non l'ha mai visto in diretta, perché chi mi conosce, Gianni anche sa piuttosto bene di questa cosa, sa che quando ci sono i rigori io sono quello che esce dalla stanza e se ne va fuori, perché è una cosa che dal punto di vista emotivo è troppo forte per me. E perché vi ho fatto vedere questo? Perché noi l'abbiamo rivisto con piacere, ci ha un po' toccato delle emozioni, ma le emozioni che noi abbiamo provato in questo momento non sono quelle che abbiamo provato nel momento in cui stavamo aspettando che Jorginho calciasse questo rigore, che questo rigore voleva dire molto. C'era, come diceva
il commentatore, c'era un grande lavoro dietro, c'era una squadra che veniva da insuccessi, delusioni, che voleva riscattarsi. E se avete guardato, ognuno dei protagonisti in campo e fuori campo era coinvolto in una maniera particolare, e noi, guardando, non riusciamo a cogliere esattamente quello che provava Jorginho quando calciava il rigore, il pubblico che stava lì a guardare, i compagni di squadra, gli avversari. Gli avversari, alla fine, se avete notato, gli avversari sono usciti con la delusione, l'amarezza della sconfitta. Un insieme di emozioni forti, particolari, che si possono comprendere solamente se si è presenti e coinvolti in questo evento. E noi, quando leggiamo il Vangelo, siamo un po' quelli che riguardano il video e lo guardiamo con il piacere di riguardare, sapendo già come è andata a finire, e questo è qualcosa che muta le nostre emozioni, i nostri punti di vista, e perdiamo molto di quel pathos, di quell'intensità, di quel vissuto che è caratteristico solo di coloro che vivono quella situazione. Allora, vuol dire che noi, quando leggiamo il Vangelo, lo leggiamo con degli occhi che falsano un po' le emozioni, che non colgono esattamente quello che la parola ci vuole dire. Alle volte tendiamo anche a farlo diventare molto romantico, molto poetico, no? Troviamo tutte dei richiami sentimentali che forse poi in realtà quei passi non raccontano, ma che diventano sentimentali per noi. Noi, se dovessimo raccontare il rigore, avremmo detto che emozione, che gioia. In realtà quello che noi abbiamo sentito, quello che hanno provato quelle persone, era adrenalina pura, terrore di sbagliare, anche se vogliamo. Comprendere il Vangelo fino in fondo significa riuscire a capire le emozioni, i sentimenti, le situazioni che vivevano coloro che erano protagonisti di questo racconto. E allora voglio entrare in questo racconto cercando appunto di cogliere, di vivere, di immedesimarci nelle parole, nei fatti che sono raccontati in questo breve passaggio. Ci sono due fatti particolari che vengono raccontati in questo brano. Due fatti che appunto vi invito a cercare di fare vostri, cerchiamo di fare nostri. Il primo fatto, Gesù dice la parola dal versetto 29: come fu vicino a Betfage e a Betania presso il Monte degli Ulivi, mandò 2 dei suoi discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, entrando nel quale troverete un puledro di asino legato su cui nessun uomo è mai salito. Scioglietelo e conducetelo qui, e se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte così: il Signore ne ha bisogno. E poi il versetto va avanti e racconta che le cose sono andate esattamente come Gesù aveva detto. Proviamo a scendere in campo e a ragionare su questo fatto, un fatto che leggiamo quasi con indifferenza, sembra un fatto di cronaca, ma in realtà dentro di sé raccoglie molto anche dal punto di vista profetico, perché ciò che era scritto si stava realizzando anche attraverso questo passaggio, quindi sicuramente la scrittura adempie se stessa, i fatti adempiono la scrittura. In questo c'era un aspetto anche profetico che si andava a consolidare, ma volevo concentrarmi invece sul punto di vista di quei due che sono andati a prendere l'asino. Immaginate che adesso io vi chiedo di andare a Cusignaco e appena entrate a Cusignaco vi dico che trovate un motorino nuovo che nessuno ha ancora usato. Andate lì, lo prendete e me lo portate.
e se qualcuno vi chiede, gli dite, mi ha detto Silvano che gli serviva. Allora, adesso siamo sinceri, quanti di voi ci andrebbero? Che cucinare. Sono notoriamente persone scontrose. È un gesto coraggioso, un gesto che va contro le regole, contro gli schemi. Con quale coraggio si sono mossi questi discepoli? Certo, è vero, qualcuno dirà c'era qualche cosa di già pronto, di preordinato, no? In realtà, leggendo il Vangelo di Matteo, ci accorgiamo che le cose erano già in qualche maniera sistemate, però nei panni di chi è andato a slegare quell'asino tutte queste cose non erano note. Noi oggi leggiamo con la comodità di quelli che guardano il rigore dopo che hanno già segnato. Noi leggiamo queste pagine sapendo già come va a finire, ma immaginiamo di essere lì e di andare. Chissà come va a finire questa cosa. Matteo aggiunge anche un passaggio interessante, appunto, perché dietro a questo fatto si stava realizzando una profezia. Non occorre proiettarlo. Matteo 21, versetto 4, dal versetto 2 dice, in un passaggio appunto parallelo a quello di Luca: andate nel villaggio che si trova davanti a voi e subito troverete un'asina legata a un puledro con essa. Scioglieteli, conduceteli da me. Se qualcuno vi dice qualche cosa, ditegli che il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà presto. Ora questo accadde affinché si adempisse come fu detto dal profeta, che dice: dite alla figlia di Sion, ecco il tuo re viene a te mansueto, cavalcando un asino, anzi un puledro, figlio di una bestia da soma. Come direbbe il nostro amico Gaetano, il Signore è un gran Signore. Prende l'asino, lo usa, però te lo riporta. Siamo sempre nella situazione vantaggiosa di chissà come già va a finire. Come quando abbiamo visto un film, un thriller, abbiamo perso tutta l'emozione perché sappiamo che in una determinata scena che la prima volta ci ha sorpresi, sappiamo già cosa succede. Questo è l'atteggiamento del lettore, ma torniamo quindi alle emozioni di questi due che vanno in un villaggio, non conoscono nessuno, slegano quest'asino e se lo portano. A un certo punto qualcuno gli chiede: cosa fate? Serve al Signore. Questo è uno dei fatti. L'altro fatto ha invece a che fare con quella che noi chiamiamo l'accoglienza trionfale di Gesù, ed è veramente una accoglienza trionfale quella che viene riservata a Gesù, che troviamo appunto nella seconda parte di quello che vi ho letto. Dal versetto 35, quindi lo condussero allora da Gesù e gettate le loro vesti sopra il puledro, vi fecero montare Gesù, e mentre egli avanzava stendevano le loro vesti sulla strada, e quando egli fu vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli iniziò con gioia a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che aveva visto, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E alcuni farisei tra la folla gli dissero: Maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ed egli rispondendo disse loro: io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. Su quest'ultimo passaggio delle pietre ve ne parlerò un'altra volta, perché c'è molto da dire su queste pietre. Ma tornando indietro sull'aspetto emozionale, psicologico di questo fatto, anche qui noi vediamo la parte poetica e la parte anche profetica. Ci esalta il fatto che Gesù sulla sella dell'asino, del puledro di asino, con questi mantelli che vengono stesi davanti, con questa accoglienza trionfale, viene onorato come giusto che sia. Noi ci concentriamo e apprezziamo questo, anzi lo guardiamo quasi come un modello di lode e di adorazione da riservare a Gesù.
ed è anche un atto profetico, quello che viene detto: benedetto il re che viene nel nome del Signore, è citato da un salmo, il Salmo 118, versetto 26. Ma dietro queste parole c'è molto molto di più. Il punto di vista del lettore distaccato quindi si concentra sul trionfo e la lode che vengono raccontati, ma quello che ci sfugge sono le emozioni, l'animo, le motivazioni, i sentimenti che spingono queste persone a comportarsi in questo modo. Non è un modo normale questo, stendere questi mantelli sulla strada, e soprattutto non è una cosa normale dire quello che stavano dicendo. Perché a noi sembra assolutamente una cosa banale, normale, anzi lo prendiamo un po' come esempio perché noi dovremmo essere così, ma in realtà è molto molto di più di quello che stiamo leggendo. I discepoli di Gesù in pratica stavano dicendo due cose molto importanti e gravi allo stesso momento. Stavano dicendo, uno, che Gesù è il re. Benedetto il re che viene nel nome del Signore. Ricordiamoci che il re già c'era. E quindi si sta dicendo che questo re ha una dignità che il nostro re, che il re che ufficialmente c'è, non ha. Ed è giusto che lui prenda il suo posto. Questo è il senso di queste affermazioni. E allo stesso tempo stanno dicendo anche, come anticipato dal Salmo 118, che Gesù è il Messia, e questo stava segando le gambe a tutti i religiosi del tempo. I religiosi del tempo contavano molto, contavano tutto. Quindi queste affermazioni sono talmente pesanti, talmente forti, che dobbiamo tenere presente una cosa: che Gesù viene condannato con l'accusa di essersi dichiarato re. Quindi quello che è stato detto è stato usato per poter condannare a morte Gesù. E queste persone ne erano anche abbastanza consapevoli, perché non erano degli sprovveduti, sapevano come funzionavano le cose. E quindi quanto coraggio, quanta motivazione avevano queste persone per riuscire a annunciare delle verità così terribili e così scomode. Pensiamo un attimo noi. Se oggi, in questo momento, abbiamo questo tipo di motivazioni, certo è facile, andiamo fuori in piazza Primo Maggio, annunciamo che Gesù è il re e che egli è il Messia, a parte qualche insulto, più di questo non credo che ci possa capitare. Però se questa azione, invece di farla in piazza Primo Maggio, la facciamo a Kabul o in Corea del Nord, quanti di noi hanno questo coraggio? Io alzo le mani. Ho già tanto ad andare in piazza Primo Maggio per me, annunciare, perché insomma alle volte trovarsi di fronte a qualcuno che ti dice che sei uno sciocco, e mi fermo qui, è imbarazzante. Ma queste persone stavano facendo esattamente quello che succederebbe oggi ad andare a contestare il dittatore coreano oppure qualcuno dei talebani che governano l'Afghanistan. Due fatti che raccolgono un forte slancio, un forte coraggio, una forte motivazione. Quello che hanno fatto questi discepoli aveva necessariamente una spinta fortissima, altrimenti non ci sarebbero mai riusciti. E mi sono chiesto da dove arriva. C'era una canzone di Lucio Dalla, per chi apprezza i cantautori italiani, che si chiedeva cosa sarà.
ed era una canzone che rifletteva su alcuni temi della vita che avevano bisogno di raccogliere delle spiegazioni, dei ragionamenti sulla esistenza. E Lucio Dalla si chiedeva cosa sarà, che fa succedere un sacco di cose. E anch'io mi chiedo cosa sarà, cosa spinge le persone a compiere quegli atti di cui abbiamo parlato prima e che nessuno di noi avrebbe il coraggio oggi di rifare. Cos'è che motiva queste persone? È interessante che questi fatti avvengono, dice al versetto 28 Luca, dopo aver detto queste cose. Luca scrive: dopo aver detto queste cose, egli andava, e queste cose e alcune cose sono successe. I fatti avvengono a seguito delle parole pronunciate da Gesù in precedenza. Certamente tutto l'insegnamento di Gesù viene da lontano, da tutti dei suoi anni di ministero. Gli ultimi 3 anni di ministero di Gesù, che culminano poi con la morte, sono quelli che mettono le basi su quello che sarà il progetto di Dio attraverso la Chiesa. Le parole di Gesù sono quelle che hanno forgiato il pensiero dei suoi discepoli. I fatti che avvengono in questo specifico sono appunto quelli che creano le condizioni per poter compiere atti così coraggiosi. I fatti quindi avvengono a seguito delle parole pronunciate da Gesù in precedenza. Luca infatti si premura di sottolineare che questi fatti accadono dopo che lui aveva detto queste cose. Gesù infatti anche poco prima aveva raccontato una parabola, come spesso gli capitava di fare, la parabola che noi conosciamo come la parabola delle 10 mine, in cui racconta attraverso questa parabola, quindi attraverso una metafora che non è neanche tanto poi così velata, è abbastanza facile da riconoscere, egli descrive quello che è il suo ministero, la sua posizione di Signore, un Signore che lascia il luogo per andare a essere incoronato per poi tornare e chiedere conto, no? È abbastanza facile per coloro che conoscono la parola comprendere in questo i passi di Gesù che si incarna, muore, sale al cielo per poi tornare a essere re, e allo stesso tempo lascia, una volta che lascia per essere incoronato, lascia queste mine, quindi dei beni, delle risorse a coloro che sono i suoi servitori, affinché questi servitori ne possano godere, ma soprattutto possano fare un buon investimento di questo. Queste parole, insieme a tutte le parole che Gesù ha pronunciato in precedenza, sono quelle che motivano queste persone a compiere ciò che hanno compiuto. Questa è la forza delle parole, questa è la potenza delle idee. La parola quindi è il motore delle nostre azioni. Le idee sono quelle che muovono il nostro fare, il nostro agire. Perché questo? Perché siamo stati fatti così. Siamo stati creati per funzionare in questo modo. Nel libro della Genesi, infatti, al capitolo 1, versetto 26, dice questo. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Il racconto della Genesi quindi ci spiega come noi siamo stati fatti, come funzioniamo.
Il racconto della Genesi ci dice anche che queste caratteristiche sono esclusive, perché se noi rileggiamo tutti quei capitoli in cui si viene spiegata la creazione, all'uomo è riservata la particolarità di essere stato fatto a immagine e somiglianza di Dio e a nessun altro. Quindi siamo degli esseri speciali, degli esseri particolari che Dio ha fatto a sua immagine e sua somiglianza. Solo l'uomo, creato maschio e femmina, ha in sé l'immagine di Dio e quindi è la sola creatura che porta su di sé le caratteristiche che contraddistinguono il carattere di Dio. E se guardiamo a tutto il resto della creazione, vediamo come questo collegamento fra la parola e l'azione sia la costanza di tutto ciò che ha contribuito a formare tutto ciò che si sta intorno e noi stessi. Ad esempio dice al versetto 3: poi Dio disse sia la luce, e la luce fu. La parola, l'azione. L'uomo quindi porta in sé questo modo di funzionare. Chiedo alla regia se può proiettare un'immagine che ci aiuta a capire qualche cosa. Gli animali sono fatti con un meccanismo basato sull'istinto che segue l'azione. L'animale sente delle necessità istintive di qualsiasi tipo e compie l'azione. E quando non riesce a compiere l'azione diventa aggressivo. Quindi l'aggressività degli animali è dovuta all'impedimento di non riuscire a compiere quell'azione che loro fanno per istinto, senza avere necessariamente un ragionamento che li porta a fare. L'uomo invece, che è creato a immagine e somiglianza di Dio, funziona esattamente come funziona Dio. Le pulsioni, i bisogni, i desideri, ciò che noi vorremmo realizzare, di cui abbiamo bisogno, le cose necessarie, sono veicolate attraverso la parola. La parola è ragionamento, sono concetti, sono pensieri, sono significati. E questi ragionamenti poi portano a un'azione. E questo funziona nel bene e nel male. E la storia ci insegna come nel male si sia usata la parola. Anzi, noi ci dimentichiamo anche abbastanza rapidamente di come le idee che sono state inculcate nella mente di popoli, di generazioni, hanno portato a devastazioni. Questo ci testimonia la potenza, l'incredibile potenza delle idee, della parola. La parola quindi è quella che determina quello che noi siamo e che noi facciamo e che noi diciamo. La parola che abbiamo nel nostro cuore è ciò che determina le nostre azioni. E la Bibbia, quando parla di cuore, parla del cervello. Non stiamo parlando del cardiologo, stiamo parlando dello psichiatra e dello psicologo. La parola quindi che abita nel nostro cuore è quella che determina le nostre azioni. E come dicevo prima, questo vale sempre per qualsiasi situazione. Vale per la parola di Dio, ovviamente, ma vale anche per la parola degli uomini. La qualità della parola che conserviamo nella nostra mente produce la qualità delle nostre azioni. Nel bene e nel male. Quello che noi pensiamo, quello che noi ascoltiamo, determina quello che facciamo. Quindi anche quello che noi ascoltiamo poi passa nel nostro cuore e determina quello che noi facciamo. E su questo argomento ovviamente si potrebbe parlare ore, sul significato e sull'importanza della parola. Ovviamente quello che noi intendiamo immediatamente è anche
la preziosità della parola di Dio, ma come abbiamo detto, la creazione, il racconto della creazione ci mostra che noi funzioniamo così, e quindi in funzione di quello che noi facciamo transitare, facciamo abitare nel nostro cuore, nel nostro cervello, riusciremo a realizzare. Quindi potremmo dire un sacco di cose, ma vorrei limitarmi a due parole soltanto. E le parole sono questi: parola maledire e parola benedire. E il significato di queste parole, almeno per me, ma credo forse anche di uso comune, ha poco a che fare con l'origine di questa parola, con quello che si chiama semantica, cioè con quello che ha generato questo termine, ma si riferisce piuttosto agli effetti che queste parole producono. Una maledizione. Una maledizione vuol dire che nella nostra vita è successa qualche sciagura, qualche cosa di orribile, di brutto, che ci ha fatto del male, è una maledizione, no? Parliamo di questo, quando colleghiamo questo termine ci ricordiamo di quella volta che ci è successa una disgrazia, che è successo qualcosa di brutto che ha segnato la nostra vita. E allo stesso modo la parola benedizione invece ci ricorda alcune cose preziose che noi abbiamo ricevuto, no? La benedizione di essere qui insieme a trovarci, a vederci, a frequentarci, a poterci confrontare, a trascorrere del momento insieme. Questa è una benedizione, una cosa bella. Come sono delle benedizioni il fatto che noi arriviamo a casa e c'è un pasto caldo, abbiamo una casa dove abitare, abbiamo tutti questi benefici, queste cose che ci fanno stare bene. Ma la cosa interessante è che noi conosciamo il significato di questa parola per i suoi effetti, per i loro effetti, ma ci dimentichiamo come mai questa parola è stata generata, perché maledire vuol dire male e benedire vuol dire bene. Ecco allora che se mettiamo insieme questo concetto con quello che abbiamo visto prima, cioè che quello che noi facciamo è quello che noi prima ascoltiamo e pensiamo, allora dobbiamo chiederci quali parole abbiamo nel nostro cuore, quali parole stiamo pronunciando. Sono delle parole che dicono bene o sono delle parole che dicono male? E dato che le parole, le idee hanno un grande potere, non è solo quello che succede nella nostra vita a essere governato dai nostri pensieri, ma anche i nostri pensieri toccano la vita degli altri. Questa è una grande responsabilità. Allora dobbiamo chiederci, e vado alla conclusione, quali sono le parole che abitano nel nostro cuore quest'oggi. Abbiamo qualche buona parola che ci ha ricordato quanto siamo preziosi, quanto valiamo, quanto siamo amati da qualcuno, quanto siamo amati anche da Dio. Abbiamo questa parola, oppure conserviamo la parola di chi ci ha detto che non siamo all'altezza, che siamo degli incapaci, che siamo delle persone che non riusciranno mai a combinare niente nella propria vita. Quello che noi anche raccontiamo, anche ai nostri figli, ai nostri ragazzi, ha un peso. Credo che questo sia un argomento che sia stato anche condiviso venerdì sera, credo. L'importanza del peso delle parole. Queste parole entrano nella nostra testa, rimangono nel nostro cuore e determinano quello che noi siamo. E allora la domanda che ci facciamo, che vi faccio e che faccio a me stesso è questa: quali sono le parole che abbiamo nel nostro cuore quest'oggi? E quali sono le parole che vogliamo pronunciare per gli altri? Sono parole che dicono bene o che dicono male?
Queste parole hanno un peso importante perché determinano quello che io sarò e che gli altri saranno. La cosa bella è che le parole di Dio sono parole che puntano al nostro bene. E concludo questo ragionamento con questo versetto che si trova in Geremia, capitolo 29, versetto 11. Poiché io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Amen. Quando il Signore parla, quello che dice, le parole, che siano forti o siano leggere, fanno sempre parte per cambiare noi stessi, per modificare qualcosa che noi siamo. E se un figlio di Dio può essere guidato dal Signore, non può dire parole sbagliate. E non può dire qualcosa qui che sia sbagliato verso gli altri, perché ci possono essere solo parole buone. Allora, detto questo, vogliamo fare l'ultimo canto per salutare chi è a casa, per uscire dalla diretta. Ringrazio chi ci ha seguito, ringrazio chi ci ha seguito da casa. Spero che tu che sei dietro quello schermo, quest'oggi il Signore ti abbia parlato, ti abbia dato qualcosa che ti conforta, che ti tira su di morale. Cantiamo, gridiamo a Dio.